Buon pomeriggio, benvenuti a un'altra puntata di Trieste in diretta, benvenuti anche a una nuova settimana con la nostra trasmissione che quest'oggi parlerà di, come sempre, due argomenti differenti. Nella seconda parte parleremo di un ciclo di lezioni aperte da parte dell'Università di Trieste nell'ambito di una settimana per la pace. Il professor Pascale ci spiegherà meglio di che cosa si tratta. Nella prima parte invece torniamo a parlare di canoa, siamo in compagnia di Giulio Zugna che è campione italiano under 23 sui 5.000 metri e poi abbiamo Gabriele Cutazzo che è head coach del Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro proprio per quanto riguarda la canoa. Allora, precisiamo una cosa, lo facciamo con Gabriele per una questione, diciamo così, anche di forma, nel senso che contrariamente, l'abbiamo già detto, ma giova ripeterlo, contrariamente a quanto io pensavo, canoa è un conto anche a livello di federazione, canottaggio è un altro, c'è un'altra federazione, no? Per quale... Frequentiamo le medesime sedi sociali molto spesso, frequentiamo gli stessi spazi acqui, però sono due sport che sono a tutti gli effetti molto, diciamo, separati a livello di federazioni, a livello di competizioni e presentano delle similitudini sicuramente come tipo di sforzo, diciamo Sì, così, sì. per quanto il canottaggio ha, diciamo, mentre nella canoa noi abbiamo in mano questa pagaia libera Sì. di muoversi, il canottaggio invece ha dei remi vincolati che certo, impongono sì. il fatto di andarli indietro fondamentalmente, quindi il canottiere ha questa disciplina che riesce a dare le massime velocità mandandoli indietro fondamentalmente. Ho capito, questa è la differenza sostanziale, insomma, diciamo. Sì, diciamo di sì, insomma. Ma per esempio, non so se ha senso come domanda, ma la faccio ugualmente. Un bravo canoista può diventare anche un bravo canottiere o proprio sono due cose, come dire, anche sì, completamente diverse, dopo non è solo il remo o la pagaia? Questo forse può rispondere Giulio? Comunque il feeling con l'acqua è sempre lo stesso, quindi si può dire di sì. Fondamentalmente un canoista può diventare un canottiere, però il contrario è un po' difficile secondo me. Anche perché poi dopo, sì, adesso il canoista è solo, quindi... No. Ci sono anche, sì, ecco, anche noi abbiamo comincio le a barche. far sempre Non c'è l'otto in canoa, c'è solo il 2 e il 4 e non ci sono le barche col timoniere. Però abbiamo sia il doppio, diciamo così, che il 4. Non sapevo anche il 4. Io chiedo scusa delle volte, ecco, quando mi avventuro in certi territori. Diciamo che comunque è vero che ci sono la resistenza alla forza, ad esempio, viene sviluppata in entrambi gli sport. La resistenza alla forza coinvolge sia le braccia che le gambe, però mentre nel canottaggio le gambe impongono una traslazione, nella canoa invece le gambe impongono una rotazione e io per esperienza pregressa posso dire che il fatto di aver fatto tanto spesso, ad esempio per passare dal canottaggio alla canoa, è difficile ripristinare la scioltezza della rotazione quando si è fatto per molto tempo a traslazione. Ecco. Quindi c'è una certa rigidità a livello di anche per il nostro tipo di movimento. Ho capito. Allora, tu invece, Giulio, da quanto tempo fai canoa? Ormai pratico canoa da quasi 13 anni, infatti è il mio 13° anno di canoa. Frequento il Circolo Marina Mercantile da quando sono piccolino, essendo che i genitori, i nonni frequentavano già da tempo andato e ho sempre amato la canoa dal primo momento che l'ho provata e grazie a Gabriele Cutazzo appunto mi ha fatto appassionare fino a diventare oggi uno dei massimi esponenti di questo sport in Italia. Senti, dove ci si allena? Dimentichiamo adesso, capitolo canottaggio chiuso. Dove ci si allena? Di base noi abbiamo la sede a Barcola, in mare quindi, però noi da qualche anno ci siamo trasferiti, diciamo, a Duino, al villaggio del pescatore, dove riusciamo ad allenarci in degli spazi chiusi, coperti da vento, onde e quant'altro, dove riusciamo a non avere problemi di onde e cose simili, appunto. Ma che cosa deve ricreare lo spazio il luogo dell'allenamento rispetto poi al luogo della gara?
Nell'allenamamento tipicamente si percorrono distanze anche più lunghe di quelli di gara, no? Perché c'è sia un adattamento sul breve, quindi con degli elementi di scatti ripetuti, questo ci differenzia un po' dal canottaggio, tra parentesi, e abbiamo distanze di gara più corte, e c'è un elemento anche sul lungo perché è un adattamento, quindi tipicamente il luogo di allenamento deve essere per noi piatto, deve essere possibilmente dritto per poter avere la possibilità di prendere dei tempi, magari con non troppa corrente, e deve essere tipicamente con un po' più lungo dei 500 metri, che è la gara classica che si fa, che facciamo. Ecco. Devo solo dire una cosa in più rispetto a quello che ha detto Giulio prima. Lui, diciamo che sì, si è appassionato alla canoa, però l'agonismo è un qualcosa che invece ha avuto dentro da sempre, da quando ha iniziato a fare canoa a 8 anni, se non mi sbaglio, a 7 addirittura, sì. Forse a 7 addirittura. Sì. Già delle prime così piccole scattini che faceva con gli amici si vedeva proprio come aveva un agonismo dentro che tutt'oggi è per me ha un'importanza notevole, perché avere persone come lui nel gruppo rinforzano, aumentano l'intensità dell'allenamento, no? Avere persone che hanno sempre molto agonismo crea anche una motivazione, insomma. Sì, un qualcosa che poi fa crescere i suoi compagni di squadra, fa crescere gli junior, fa crescere i ragazzi, tutto il gruppo si motiva a partire da, non solo lui, ma da alcuni elementi che hanno una grande voglia di dare sempre il massimo in ogni allenamento. Quindi da questo punto di vista è un fattore molto importante. Hai praticato anche altri sport o quando se ne sceglie uno a determinati livelli è il caso di concentrarsi su quello? Beh, quando ero piccolo ovviamente facevo vari sport, tra cui il nuoto, in cui... Sempre roba d'acqua? Sì, mi sono cimentato fino a 8 anni, dopo ho lasciato stare per concentrarmi più sulla canoa. Questo mi ha dato anche una base per il movimento, ovviamente, che avevo anche ripreso quest'inverno, che il nuoto infatti è stato parte cruciale della preparazione. Avevo fatto insieme con Gabriele, appunto. È stata una bella esperienza tornare in acqua la mattina presto, diciamo. Ecco, questa è un'altra cosa che io veramente... Allora, io sono pigro, figuriamoci, però effettivamente quando sento che per determinati sport ci sono degli orari in cui voi vi allenate che sono, diciamo pure, insomma, tu ti alleni prima di andare a scuola. Sì. Io non so veramente come facciate, perché poi è logico che uno poi ce la fa, però secondo me anche di testa bisogna essere pronti per una roba di questo genere, perché in alcuni casi, o quantomeno la mia visione dello sport arriverebbe dopo i compiti, quindi figuriamoci l'idea di fare qualcosa dopo ancora appena devo andare a scuola, eccetera, quindi è ancora più encomiabile quello che fate, insomma. Certo, è una cosa molto dura, diciamo, solo che a forza di abituarsi e adattarsi viene anche quasi spontaneo. Sì. Capisco, ripeto, però è lo stesso, guarda, che io ammiro molto, insomma, in chi fa questo tipo di cose, perché io non ce l'avrei fatto, indipendentemente dalla mia indole, insomma. Diciamo che il risveglio mattutino non è che sia così piacevole neanche per un atleta. Ma a che ora ti alzi la mattina? 5, 5 e mezzo solitamente. Sì, no, però è che... Vabbè, ecco, altra domanda che io faccio sempre, mi sembra di capire che qualche cosa sia cambiato nel corso degli anni ed è giusto che sia così. Il rapporto scuola-sport, vediamolo innanzitutto dal punto di vista di chi pratica lo sport. Ai tempi miei chi praticava uno sport era a malapena tollerato a scuola, no? Cioè questo deve fare una partita di calcio, eccetera, va bene. È cambiato qualche cosa, cioè si percepisce che è importante anche, non voglio dire avere un occhio di riguardo nei vostri confronti, però insomma si capisce che è importante anche che uno che primeggia in uno sport venga, ripeto, non dico tutelato, ma in qualche modo compreso, se non altro. No, certo, è da qualche anno a sta parte che tutte le scuole, in particolar modo la mia scuola, il Nautico di Trieste, appunto,
avviato questi progetti per la collaborazione tra sport e scuola, primeggiando gli atleti, dando possibilità di organizzare interrogazioni o verifiche, in modo tale da rendere... Le verifiche sono i compiti? Sì, Okay. verifiche, compiti e tutto. Mi sono rimasto ancora ai compiti. Sì, in modo tale da essere più agevolati nello sport e riuscire ad andare bene a scuola, ovviamente. No, questo è già positivo rispetto a tanto tempo fa. Sì, ci sono dei progetti interessanti a riguardo, anche quello del Ministero, del progetto Studente Atleta, che cerca di inquadrare, diciamo, gli aiuti che possono essere dati agli atleti in una sorta di legge, in delle regole, che insomma è un progetto funzionale. È anche vero che poi il professore ha sempre un'autonomia quando è in classe, la maggioranza dei professori capiscono l'importanza degli sport per gli atleti, c'è qualcuno che invece tutto sommato quello che ritiene un eccesso sportivo lo vede come un ostacolo allo sviluppo, diciamo, quindi qualche volta qualche professore non è così favorevole all'agonismo, a un alto agonismo. Ecco. Devo dire la verità, adesso non vorrei sbagliarmi e mi assumo la responsabilità di quello che dico. Io non... laddove vedo molto spesso da parte delle scuole una certa soddisfazione nel sottolineare, per esempio, non so, che una classe abbia vinto un concorso per, non so, aver realizzato qualche cosa con materiali audiovisivi, eccetera, 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 non vedo le scuole mettere dei comunicati quando un loro studente vince qualche cosa. Ripeto, può essere anche che io non leggo tutti quanti i comunicati, eccetera, però non mi pare ancora di vedere questa giusta soddisfazione. Ma ripeto, se così non fosse, chiedo scusa preventivamente, però mi pare che non ci sia questo, insomma. Però, ripeto, è così. Però è anche vero che, e qui sono cambiate davvero le cose, lo sport ha più diritto d'entrata nelle scuole, cioè c'è più apertura a far conoscere agli studenti determinati sport. Sì. Soprattutto il canottaggio da questo punto di vista fa una bellissima attività con le scuole in cui istituiscono un campionato di remergometro e dopo seguono delle uscite in canoa. Noi tipicamente lavoriamo con alcune classi delle scuole vicine facendo fare l'esperienza agli studenti di provare ad uscire in canoa, di fare una prima uscita in canoa. È uno dei modi con cui si diffonde la conoscenza del nostro sport, ecco, perché magari per televisione non siamo tanto e quello è l'altro discorso, bisogna un po' darsi da fare. Quello è l'altro discorso. Adesso immagino che i circoli del tennis saranno pieni di iscrizioni, comprensibilmente anche perché così funziona, però è anche vero che ci sono degli sport che transitano poco per televisione e forse non hanno nemmeno i canali, come si dice, i canali dedicati da qualche parte. Da un punto di vista è un peccato e da un altro una fortuna, perché ci consente di poter lavorare tranquillamente, poter lavorare senza lo stress del fattore economico, tra l'altro, ma di poter anche in qualche modo seguire principi di moralità, di correttezza, in qualche modo, poi di dopo volevo arrivare sportiva. anche a questo. Quindi da un punto di vista è un bel lavorare, ecco, è un bel lavorare, si lavora proprio tranquillamente per il risultato, per il gusto, per la passione di farlo. Se tu invece, Giulio, dovessi convincere un ragazzo o una ragazza a provare a far canoa, dove punteresti? Quale leva useresti? Beh, sono un ragazzo giovane, si vede molto il fisico ovviamente, quello risulta come punto favorevole per la canoa, ma oltre ciò anche dal punto di vista della testa, perché la canoa dà una solida base per tenere duro, non mollare mai, e questo è una cosa che ti rende forte nella vita anche, diciamo. Capito, sì. C'è una metafora. Esatto, questo lo vedo anche nella scuola, perché molti miei compagni semplicemente vedo che non riescono neanche a studiare il pomeriggio, riescono a organizzare studio, sport senza grossi problemi, diciamo. Quindi... Questo sì, questa è anche una grande... Tra l'altro poi qui c'è quell'altro, però comunque bisogna riflettere anche su questo. Gli orari della scuola, no? Io devo fare sempre riferimento a quando ci andavo io, però noi avevamo scuola anche il sabato, no? E questo consentiva di avere degli orari
come dire, il sabato e anche gli altri giorni della settimana, cioè noi finivamo all'1, soltanto il giovedì finivamo, ancora mi ricordo, soltanto il giovedì finivamo alle 2 e il sabato finivamo a mezzogiorno. E quindi nel corso della settimana avevamo tutto sommato più possibilità al pomeriggio di praticare con una certa, diciamo così, calma determinate attività, che fossero sportive o che fossero, non so, chi suonava, eccetera. Con il fatto che non si va più a scuola di sabato e che quindi quelle ore devono essere sparse durante la settimana, si è un po' allungato anche il periodo che lo studente trascorre a scuola. Mi domando se questo va a scapito di attività sportive o anche di attività culturali, non so, se magari gli allenamenti cominciano un pochettino più tardi per consentire di fare i compiti prima. Non so se c'è stata una riorganizzazione da parte vostra oppure se tutto sommato si è riusciti in ogni caso a far quagliare il tutto. No, questo non lo sento come un... Probabilmente solo una mia... Sì, non lo sento come un problema. Certamente, diciamo così, che i ragazzi di oggi giustamente hanno il corso di inglese, hanno magari il corso di chitarra, hanno delle attività o hanno dei ritorni a scuola. Questo invece esiste, sì. Ritorni a scuola anche per fare formazione o per fare approfondimenti. Questo ovviamente impatta sull'attività sportiva. No, l'orario invece tutto sommato non ha questa grande... si adatta, facciamo un'oretta dopo rispetto a una volta allenamento al primo pomeriggio e si riesce a fare. Devo dire che poi insomma i ragazzi vedo che sapendo di avere questo impegno, uno dei primi obiettivi da raggiungere con loro è quello che devono rendere meglio, devono far rendere il tempo, devono organizzarsi, non devono perdere tempo e lo fanno. Cioè ho tanti ragazzi che si allenano, perché noi alla fine almeno 3 ore lo facciamo, ecco, 3 ore li facciamo al giorno. Al giorno? Sì, e i ragazzi si organizzano e sono presenti, presenti tanto. No, la mattina no, sarebbe impossibile. I giovani non fanno il doppio allenamento, okay. Lui lo fa perché è under. I giovani fanno un allenamento che in questo momento riusciamo a organizzare abbastanza al pomeriggio. Però insomma si organizzano con le scuole, si danno da fare, sono presenti. No, poi dopo sì, basta organizzarsi e si riesce, però mi incuriosiva, ripeto, anche da persona pigra, perché io avrei utilizzato le ore in più per leggere, non per andare come è anche abbastanza evidente, ma insomma. E invece tu preferisci come dire, fare gara da solo o non in compagnia, come si dice, o in team? Sì. In squadra. In squadra. Sì. Io di base preferisco fare da solo, quindi in K1, però con la squadra in barca già dire che è più divertente e anche se si vince ci sono più soddisfazioni, perché se vince uno è un conto, se vince una squadra intera vuol dire che sono un intero gruppo che va bene, riesce a trovare la sincronia giusta ed è anche una soddisfazione a livello dell'allenatore che dice sì, ce l'ho fatta. Anche ad individuare quelli che vanno in squadra assieme, sì, non deve essere semplice. E devono esserci delle caratteristiche comuni, per esempio a 4, devono essere, che ne so, stessa altezza più o meno, stessa corporatura. È incredibile per certi versi come la scelta della formazione, cioè dell'equipaggio, non solo di chi mettere insieme, ma anche di come metterli, attualmente si è ancora molto lasciata all'occhio dell'allenatore, all'occhio che beata loro, cioè, all'esperienza che diciamo che pian piano ci si trapassa e che detta alcune regole, no? Chi pagaia in maniera molto regolare, che la imposta bene, si dice, cioè molto veloce in acqua e fa una bella pausa in aria, viene messa all'1. Di solito i forti che tirano forte e che tendono ad avere un po' di fretta, cioè anticipare leggermente, vengono messi al 2 al 3, al 4 magari viene messo uno alto che riesce a dare un bel contributo finale, però queste sono alcune regole, ce ne sono tante altre, diciamo, che un po' si trapassano per esperienza all'interno della società. Ci sono degli approcci scientifici che in qualche modo misurano proprio la forma d'onda dell'applicazione di forza dell'atleta e tendono a mettere insieme atleti che hanno lo stesso grafico dell'applicazione di forza. Ho capito. Ecco, questi sono gli approcci però più sarebbe scientifici. Troppo facile, cioè, nel senso che penso che dopo subentri sempre un elemento anche
un fattore umano, diciamo, tanto per citare il titolo di un diciamo, romanzo. noi adesso in squadra siamo più di 30, ecco. A me piacerebbe avere il tempo per provare qualche metodo scientifico, però insomma diciamo che con l'occhio si fa un po' più veloce. Ma per esempio, lo so, quando in genere quando si lavora in più d'uno, no? Oltre alla, come posso dire, alla valenza dell'elemento, poi dopo conta anche il carattere, no? Nel senso, può esserci che ci sia quello che sprona di più gli altri, può essere invece quello che magari è più calmo e quindi trasmette, ove sia possibile, calma anche agli altri. Questo vale anche in realtà come quelle agonistiche? Sì, vale questa cosa, cioè che c'è quello che è più motivato, che riesce in qualche modo a spronare l'altro, sì, vale sicuramente. Quello che invece ha un po' più bisogno di appoggiarsi, sì, queste cose. Ci sono tante persone che per dire in K1 fanno un po' difficoltà a esprimersi, a dare tutto, invece in K2 solo per il fatto di avere sia un aiuto ma anche una responsabilità sull'altro, riescono a dare tutto di se stessi, è abbastanza frequente questo. Questo è interessante, e avrei creduto l'esatto contrario, ma ripeto, per uno che non ha mai praticato sport non... Probabilmente ci sono diversi casi di persone che riescono a esprimersi meglio quando sono con un altro in equipaggio, probabilmente anche per un fatto... Responsabilità anche rispetto all'altro fondamentalmente. Sì, cioè, anche per un fatto fisico, che magari l'equipaggio fa andare la barca più veloce, se uno sa pagare bene riesce a portarla bene, insomma. Questo non avrei mai detto. Lo sport della canoa è uno sport dove logicamente bisogna, come anche negli altri, però forse qui in maniera differente, bisogna anche stare molto attenti allo sviluppo, cioè la crescita. Credo che abbia anche qui un'importanza notevole, no? E anche per questo fatto c'è chi cresce prima, c'è chi cresce dopo, c'è chi cresce, non vedi tuo nipote per tutta l'estate, lo rivedi a settembre, ti trovi di fronte a un Marcantonio che prima era una mezza menora, come si dice. Purtroppo lo sport, ma credo in tutte le federazioni italiane, tende molto a favorire chi ha una maturazione precoce. Chi ha una maturazione precoce tipicamente ottiene risultato e viene gratificato e tende quindi di conseguenza a voler investire di più nello sport e quindi ad allenarsi di più. Chi invece magari è un po' indietro nello sviluppo tende a far meno risultati e quindi a vedere meno giustificati i grandi sacrifici per fare lo sport. Ho capito. Questo è un problema, perché in realtà chi ha una maturazione più lenta, in realtà su di lui c'è più possibilità di allenare le cosiddette fasi sensibili della crescita e quindi di provocare un trattamento migliore. Quindi in un mondo ideale chi ha una maturazione lenta dovrebbe poi alla fine andare più forte. Ecco. Sì, ho capito. Invece nel mondo reale si ritrova svantaggiato e qualche volta tende ad andare un po' anche in crisi perché... Sì, un po' demotivato anche. Sì. Tu hai avuto No, io per fortuna ho avuto una crescita costante, quindi... costante, okay. Sì. Sempre più o meno crescevo ogni anno, quindi questo mi ha anche aiutato, spronato a migliorare sempre. Forse è la cosa più difficile, proprio quelli che crescono di colpo in pochi mesi, probabilmente, perché... ci sono situazioni di questo tipo, ci sono dei ragazzi che fondamentalmente rimangono sempre un pochino indietro, così come arrivano senior, hanno una crescita evidentemente ormonale, si rinforzano e cominciano ad avere prestazioni, ma se arrivano senior questo è un po' il problema. Sì, ho capito, questo è molto, molto interessante come riflessione, perché appunto è una di quelle che chi non è del mestiere tende a dare o per scontata o a sorvolare, insomma, no? Tipo, tanto si recupera. Invece no, non deve essere mai. Senti, invece, così introduciamo anche un altro elemento. Se ne accennava prima, no? È uno sport, come tanti altri, che non, come posso dire, penso che sia corretto dire, non è uno sport popolarissimo, no? Nel senso non è molto conosciuto. Oltretutto nel caso vostro, come dire, ci sono anche, mi vengono in mente pochi film che possano in qualche modo raccontare, cioè, come si chiama quello,
c'è un tranquillo weekend di paura che forse non è il caso di segnalare come un film che possa far innamorare della canoa. Però insomma, questa cosa qua mi sono sempre chiesto, probabilmente a te non fregherà assolutamente niente ed è giusto che sia così, perché anche è giusto che sia così. Però non so, vi pone dei problemi, eccetera, rispetto magari a qualcuno che fa degli sport più popolari come, non so, basket o calcio, posto che adesso il calcio sia ancora popolare. Su questo bisognerebbe discutere molto, ma comunque... Esatto, stanno un po'... No, comunque mi fa un po' peccato che la canoa venga messa da parte, essendo che è uno sport meraviglioso e quindi non viene dato il giusto spazio, si può dire così. Quindi vedere gente che inizia questo percorso di canoa è bellissimo secondo me e non viene molto valorizzato. Quindi se ho capito quello che hai detto, nel senso è bello vedere che c'è gente che intraprende il percorso anche se non è proprio molto messo alla luce. Però, e questo ci conduce a un'altra riflessione, è anche abbastanza probabile che ciò dipenda da un lavoro che fa la federazione, perché mi pare di capire sempre di più che adesso, ed è palese in alcuni casi, che ci sono delle federazioni che lavorano seriamente, che hanno lavorato seriamente e i risultati si vedono nelle competizioni internazionali, e ci sono anche altre federazioni. Adesso mi rendo conto anche questo, che governare il calcio è come governare Napoli o Roma, cioè le città grandi, per tutta una serie di ragioni è difficile governarle. Però è anche vero che in questo caso ci sono risultati che si vedono e ci sono risultati che non si vedono, insomma. Diciamo che è indiscutibile che la Federazione Pallavolo in questo momento sta facendo un buon lavoro, vince a livello maschile, vince a livello femminile. Una volta non si vedeva per televisione del pallavolo, adesso invece è seguitissima, è guardata, i palazzetti sono pieni. È evidente che una federazione che per prima tra l'altro ha sposato la tecnologia elettronica per controllare, è evidente che una federazione che si è innovata bene, che sta seguendo bene, che sta investendo. A me è interessato molto quello che è stato detto il caso Norvegia, no? Il caso Norvegia, cioè una nazione di 6 milioni di abitanti che certamente sta nella neve, che quindi sicuramente ha molta facilità a praticare gli sport invernali, però ha preso un numero di medaglie agli Olimpiadi invernali che è il doppio del primo inseguitore. Insomma. E come mi sembra che anche prima, c'è stato un momento prima delle Olimpiadi di Londra, che alcuni sportivi inglesi vincevano anche in discipline che non erano tipiche loro, perché in previsione delle Olimpiadi di Londra era stato fatto tutto, insomma si era guardato anche i giovani, li si era un po' tirati su, eccetera, e quindi c'è stato un investimento nei confronti dei giovani che aveva pagato le Olimpiadi precedenti, che era, non mi ricordo, Pechino, se non mi sbaglio. È evidente che le politiche dello Stato e delle federazioni, diciamo in qualche modo, influenzano notevolmente sui risultati che si ottengono. Quindi il modo in cui gli atleti, viene fatta selezione, il modo in cui si porta gli atleti a arrivare all'eccellenza, il modo in cui viene curata l'eccellenza, ha un suo significato. Creano una differenza nel risultato finale. Insomma, questo direi che... Allora, adesso facciamo quello che si fa in genere, le domande che si fanno agli attori quando si sta per chiudere l'intervista. Prossimi impegni quali sono? Subito vicino c'è la gara internazionale a Mantova, dove sarà una selezione per la squadra nazionale assoluta, quindi si spera bene, però si vola bassi, diciamo, essendo una selezione assoluta con campioni olimpici del mondo sarà un po' difficile farsi spazio, però comunque si prova. E dopo, un po' più avanti, a giugno, avremo la sezione di categoria, sempre a Mantova, dove si punterà alla maglia azzurra, ovviamente. Ok, sempre quindi in questo caso più avanti sempre under 23. Sì, sempre under 23. Stavo chiedendo dopo l'under 23 cosa c'è? No, dopo l'under 23 c'è l'assoluto, sì. L'assoluto, ecco, insomma. Diciamo che se tutto va bene, poi i primi di luglio Giulio dovrebbe fare il mondiale in Canada, che insomma è una bella opportunità andarsi a fare un mondiale in Canada. Ma giustamente, stiamo come dire... I primi di luglio, sì. Ok, allora laddove invece chi volesse conoscere
un pochettino meglio la canoa ed eventualmente conoscere anche il circolo marina mercantile, cosa deve fare? Viene da voi? Cioè, si informa un pochettino e poi viene a trovarvi. Adesso poi l'estate credo che sia il momento anche per un ragazzino. Abbiamo un sito in cui può trovare il Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro, in cui può trovare informazioni, in particolare come le altre società facciamo i corsi di avviamento che al di là del fatto che uno poi scelga o no di far canoa, però sono un'esperienza veramente interessante per i ragazzi, giocosa, bella perché si fa in un ambiente comunque di aria buona, di natura, nel mare. C'è anche una buona cucina poi al Circolo Marina Mercantile, questo l'ho provato pur senza far canoa. Però insomma per i ragazzi è un'esperienza che li un po' robustisce, li fa prendere coraggio di prendere la propria canoa, andare in mezzo al mare, seguite gli istruttori ovviamente, però è un qualcosa che li fa maturare, li fa crescere, gli dà un'esperienza motoria, qualcosa che mette nel suo bagaglio motorio, quindi decisamente al di là del fatto che poi uno faccia calcio, basket, pallavolo, sì, può essere anche questo quando sarà più o meno dopo finita la scuola. Con la fine della scuola, esattamente con la fine della scuola. Okay. Sì. Quindi seguite anche questa opportunità, perché insomma è un'opportunità che veramente è davvero formativa. Allora ringrazio Gabriele Cutazzo, che è il capo degli allenatori del Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro, e Giulio Zugna, che è campione italiano Under 23 sui 5.000 metri. Mi raccomando, non dico di più. Adesso ne diamo in pubblicità e cambiamo argomento. Buon lavoro ad entrambi. Grazie mille. Allora, seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, siamo in compagnia del professor Giuseppe Pascale, docente di diritto internazionale all'Università di Trieste, con il quale, come abbiamo annunciato prima, parleremo di una serie di lezioni aperte organizzate dall'Università intitolata Settimana per la Pace. Intanto grazie professore per essere venuto nei nostri studi. Queste iniziative si collocano nell'ambito della rete delle Università per la Pace. Di che cosa si tratta, professore? Grazie a voi innanzitutto per l'invito, graditissimo. La rete delle Università per la Pace è stata costituita qualche anno fa su iniziativa principalmente dei referenti delle università di Padova e di Pisa, che attualmente coordinano questa rete, ed è appunto una rete, se vogliamo, un'associazione di università che si occupano di promuovere una cultura della pace. L'obiettivo infatti è quello di rendere l'università un luogo in cui non soltanto si fa didattica, non soltanto si fa ricerca, che sono le nostre missioni principali, ma si fa anche divulgazione. Divulgazione volta appunto a promuovere una cultura della pace. Le università in quest'ambito hanno un ruolo centrale e noi intendiamo sfruttare appieno questo ruolo. Trieste da diversi anni fa parte appunto di Runipace, la nuova governance, insomma la nostra rettrice punta molto su questa partecipazione di Trieste a Runipace e proprio per questo a partire da quest'anno abbiamo deciso di essere attivi e di organizzare la Settimana per la Pace, di cui immagino parleremo. Ecco, tra l'altro sono praticamente fino alla fine della settimana tutta una serie di incontri, sono incominciati ieri, la mattina e il pomeriggio e come diceva anche lei, professore, segnano, se vogliamo, segnano ulteriormente quel passaggio dell'università da luogo dove, diciamo così, si insegnava, mettiamola così, al luogo dove, come posso dire, appunto al luogo aperto, insomma, dove l'università scende in città e apre le proprie porte o entra dove già c'è qualche cosa, ed è un cambiamento che è caratterizzato dagli ultimi probabilmente 10-15 anni, no? Più o meno. Sì, l'università negli ultimi 10-15 anni, oltre, come dicevo prima, a occuparsi di didattica e di ricerca, si occupa anche di terza missione. Per terza missione si intende appunto
la divulgazione, si intende appunto parlare con la gente per aiutare a chiunque insomma a comprendere certi argomenti di attualità. Lei diceva nell'università si insegnava, io direi si insegna ancora oggi, Sì. però da un lato si insegna agli studenti con il metodo didattico tradizionale, dall'altro lato noi cerchiamo di trasmettere i nostri saperi a chiunque, perché l'avanzamento delle società passa anche per la crescita culturale e questa è una delle nostre missioni, uno dei nostri obiettivi. La Settimana per la Pace rientra proprio diciamo, in questo contesto, è stata organizzata nell'ambito di Runipace, come dicevamo prima. Io sono il referente scientifico di Runipace, quindi mi sono occupato dei contenuti scientifici della settimana, mentre mi fa piacere ricordare che il Servizio per le Relazioni Internazionali dell'Università, diretto dalla dottoressa Carla Savastano, ecco, sia la dottoressa Savastano che il suo staff hanno coordinato gli aspetti diciamo, logistici e organizzativi di questa settimana. È una settimana che coinvolge tutti e 10 i dipartimenti che compongono l'Università di Trieste. Una settimana quindi in cui un docente per ognuna dei diversi dipartimenti e quindi delle diverse aree scientifiche propone una lezione diciamo, su come la propria materia può contribuire ad una cultura della pace, alla promozione della pace. E tra l'altro sono quindi anche tutti quanti, sì, leggendo anche dai nomi, docenti dell'Università di Trieste. Assolutamente sì, è una iniziativa fatta interamente da docenti dell'Università di Trieste. Le lezioni sono cominciate lunedì, finiranno venerdì, come lei stesso ricordava, si svolgono nelle normali aule dell'università. Questo è anche bello, per dire la verità, che si svolgano nelle aule dell'università, certo. Ecco, sì, così si fa vedere anche. Insomma. Io ricordo peraltro che le lezioni universitarie sono lezioni pubbliche, quindi chiunque volesse potrebbe sempre in ogni momento partecipare a qualsiasi lezione. Questo è un po' un modo... Sì, questo è anche vero, poi uno non ci pensa a questa cosa, effettivamente. Esatto, è un aspetto che sfugge, ma noi stavolta abbiamo voluto enfatizzarlo. Tuttavia comprendiamo anche che diciamo, le persone, il pubblico abbia anche altri impegni, c'è chi lavora, c'è chi deve diciamo, occuparsi di altro e quindi avvalendoci anche dei mezzi tecnologici, che un po' mi piace, lo dico un po' come battuta, che sono rimasti in eredità dall'epoca del Covid, abbiamo organizzato cerchiamo di vedere l'aspetto positivo della cosa, abbiamo organizzato quindi dei collegamenti in streaming, quindi chiunque volesse, cliccando sul link che si trova nella locandina dell'evento, potrà collegarsi e comodamente assistere dal salotto di casa sua o anche dal cellulare se qualcuno è in movimento a queste lezioni. Quindi si potrà andare in aula, mischiarsi quindi con gli studenti, con i giovani oppure assistere in streaming. Allora, oggi addirittura sono 3, ho visto gli appuntamenti. Sì. Io direi, come preferisce professore, diamo un'occhiata, mettiamola così, a quelli che si sono già tenuti e dopo magari daremo gli appuntamenti di domani a questo punto, che sono quelli più immediati. Direi di sì. Allora io le posso dire che ieri ha aperto diciamo, le danze il Dipartimento di Fisica con diciamo, una lezione organizzata dal professore Daniele Kozlovic insieme al professor Benatti e al professor Parmigiani, in cui appunto ci si è occupati del progetto Manhattan, che forse molti conoscono, insomma la costruzione della bomba atomica, e in cui appunto diciamo, i colleghi del Dipartimento di Fisica hanno provato diciamo, a spiegare come appunto la fisica in realtà si ponga degli obiettivi di crescita dell'umanità, di sviluppo appunto sociale e come diciamo tuttavia certe volte in passato, come nel caso appunto del progetto Manhattan, sia stata strumentalizzata. Poi invece nel pomeriggio la professoressa Giulia Caccamo, mi piace ricordare che la lezione della professoressa Caccamo si è tenuta da Gorizia, perché noi abbiamo la nostra sede a Gorizia dove trovano spazio alcuni corsi di laurea triennali di medicina, il corso di architettura e il corso di scienze internazionali e diplomatiche, presso il quale io e anche la collega Caccamo insegniamo. La collega
si è occupata dei negoziati di pace del Novecento, quindi una lezione di storia delle relazioni internazionali che appunto ha aiutato a comprendere come si è giunti fino alla situazione, diciamo, conflittuale che caratterizza l'attualità odierna. Oggi lei mi aiuti se per caso dimentico qualcosa, perché sono 10 lezioni. Oggi c'è stata la teoria dei giochi con il professor Cirafici, quindi Dipartimento di Matematica. Poi abbiamo una lezione su valori, etica e impresa, il Dipartimento di Economia, il professor Rossi. E poi abbiamo anche la lezione della professoressa Cefalato del Dipartimento di Architettura sull'uso appunto della cartografia dei droni a fini pacifici. E questo appunto sono i 5 appuntamenti che noi abbiamo quelli avuto. di domani. Domani, ecco. Questi sono quelli di domani. Sono tanti, sono 10, quindi sono troppi. spezziamo una lancia a mio favore. Ecco. Allora ricapitoliamo. Dunque, domani la pace come requisito essenziale per le attività di ricerca, sviluppo e di educazione, applicazioni pacifiche di cartografia, GNSS e droni, con la professoressa Cefalo e il dottor Tewelde. Sì, che è arrivato da noi grazie al programma SAR, Scholarsat RISC, e quindi anche questo, diciamo, è un programma diverso dall'Unipace, cui partecipa l'Università di Trieste, che mi fa piacere appunto ricordare. E questo è il Dipartimento di Ingegneria e Architettura. Ok, e invece poi valori, etiche e decisioni aziendali del professor Fabrizio Rossi, questo è invece economia. Economia. Ecco, mi sono confuso, grazie per avermi corretto. Oggi invece abbiamo avuto il Dipartimento di Giurisprudenza, il Dipartimento USLIT, Giurisprudenza e Lingue, con una lezione fondamentale sull'articolo 11 della Costituzione. Ecco, diciamo, di cui si è parlato tanto, articolo 11 della Costituzione, quando appunto i media hanno dato la notizia del Board of Peace, quello creato da Trump, insomma, e si è detto l'Italia non vi può aderire, oltre che bisognerebbe pagare 1 miliardo di euro per aderire, ma l'Italia non può farlo perché accetta appunto di fare cessioni di sovranità, di partecipare quindi alle organizzazioni internazionali che si propongono di mantenere la pace su un piano di parità. Lì evidentemente questo elemento del piano... Sì, ho capito. L'elemento del piano di parità veniva meno, e di questo ci hanno parlato i nostri professori ordinari di diritto costituzionale, il professor Giangaspero e il professor Dolso, che è anche il direttore del Dipartimento USLIT, insieme al professore Stefano Amadeo, che è un docente di diritto dell'Unione Europea, quindi c'è stata la prospettiva propria del diritto interno, del diritto dell'Unione Europea e anche appunto del diritto internazionale. I 3 appuntamenti che mancano, cioè quelli di giovedì e di venerdì, sono dal fertilizzante alle armi chimiche, il famoso e famigerato Fritz Haber. Sì, il professor Rosei del Dipartimento di Chimica, esatto. Poi psicologia e neuroscienze per la pace, e questo è psicologia, c'è anche il professor Tongiorgi che è stato spesso nostro ospite. Sì, è il professore del Missiere, ricordiamolo anche. E invece l'ultima un po' educazione e pace, letture pedagogiche. Che dipartimento è coinvolto? Allora, il dipartimento è il DISU, il Dipartimento di Studi Umanistici. Studi umanistici. Sì, studi umanistici, e diciamo, abbiamo scelto di chiudere appunto con queste letture pedagogiche. Il professor se ne occuperà, il professor Giancarlo Gola, perché appunto, come dicevo, l'obiettivo è quello di promuovere la pace, e la promozione della pace passa attraverso, prima di tutto, l'istruzione e l'educazione dei più giovani. Ecco perché appunto a conclusione di questa lunga settimana le letture pedagogiche. Verrebbe da chiedere, ma io so già la risposta, cioè questo ciclo è stato organizzato parecchio tempo fa. Sì, abbiamo cominciato prima di Natale, le dico solo questo, è stata un'organizzazione molto quindi intensa. voglio dire, è proprio un caso che questi appuntamenti di riflessione anche si svolgono proprio in queste giornate, che sono giornate veramente dove tutto quanto deve essere aggiornato di minuto in minuto. Però c'è una cosa che volevo chiederle, ed è questa. Come posso dire? È anche, virgolette, colpa, mettiamo, di una certa narrazione, che è un vocabolo che io detesto, ma purtroppo è... A volte bisogna usarlo. Sì.
anche perché è giusto, per cui è anche colpa di una certa narrazione, secondo me, che sembra non ricordare o per certi aspetti anche non conoscere determinate cose, se poi si crea presso la pubblica opinione una buona dose di aspettativa o altro. Io per esempio ho un'età che mi consente di ricordare i negoziati per la fine della guerra del Vietnam, dove c'erano figure che per la mia generazione rimangono mitiche nel bene e nel male, Kissinger, Le Duc Tho, tutti i personaggi che... E non è che si sono risolti in un giorno, No. Cioè, sono andate avanti, io mi ricordo nei telegiornali c'era proseguono i negoziati di pace, sì, eccetera, sì. eccetera, eccetera. Per quanto riguarda per esempio i negoziati di sabato, insomma quello che è successo sabato scorso, se non mi sbaglio, in Pakistan, no? Io penso che nessuno poteva supporre che finisse tutto in una sola giornata, no? Quindi sentire certi titoli del tipo nulla di fatto, eccetera, non lo so, c'è da parte, ripeto, da parte di chi ha gli strumenti della narrazione forse un'ansia di dare forse anche buone notizie, posso anche supporre questo, però Sì. così facendo si droga un po' il clima e si creano forse anche delle aspettative e delle cose. Vero è anche che era un po' di tempo che non eravamo nemmeno abituati a parlare appunto di negoziati e cose di questo genere. Sì, c'è un'ansia di dare buone notizie, è un'ansia che io posso per certi aspetti comprendere, perché ultimamente di buone notizie ce ne sono state ben poche, ma parliamo proprio degli ultimi anni, a cominciare dal 2022, la guerra in Ucraina, Sì. poi Gaza, adesso l'Iran, senza dimenticare alcuni contesti Che non sono, di conflitto sì, che non sono, diciamo, spesso menzionati, la lunghissima guerra civile dello Yemen, il Sudan, il rapimento di Maduro in Venezuela, le mire sulla Groenlandia, insomma c'è proprio di tutto e di più, quindi l'ansia di dare buone notizie io la comprendo, perché è un'ansia, diciamo, di dare ma anche di sentirsi dare buone sì. notizie da parte del pubblico. Dall'altro lato mi scuserete se, diciamo, forse assumo un tono un po' pessimista, ma secondo me era prevedibile che i negoziati di Islamabad non andassero a buon fine. Secondo me, una mia opinione personale, il governo statunitense ha inviato i propri negoziatori, quindi il duo Kushner e poi l'altro, C'era Vance, se non mi sbaglio. c'era pure Vance, il vicepresidente, li ha inviati perché dietro il Pakistan chiaramente c'è la Cina. Quindi la Cina, che dipende in gran parte dal petrolio iraniano, ha ansia di buone notizie, come tutti noi, okay? Per ragioni ecco, principalmente economiche. Quindi gli Stati Uniti, di fronte alle pressioni cinesi che probabilmente si celano dietro l'attività di mediazione del Pakistan, ha ceduto. Dall'altro lato però l'amministrazione Trump io credo che non possa cedere così facilmente, sia diciamo, per l'opinione pubblica internazionale, sia per l'elettorato interno. Perché secondo me, mi scusi se la interrompo, ma questo forse è un punto anche abbastanza fondamentale. Nelle analisi così che si fanno delle volte anche a buon mercato per quanto riguarda quello che sta succedendo, no? E delle volte noi dimentichiamo l'enorme, come dire, insomma, l'elettorato americano è estremamente frastagliato, non esiste più il vecchio repubblicani e democratici, quindi quando poi c'è anche il movimento MAGA che non si capisce bene dove posizionarlo all'interno del partito repubblicano, cui deve comunque far riferimento sempre che non ottenga una forza tale addirittura da contrapporvisi. Quindi il clima, la scacchiera è particolarmente complicata anche da questo tipo di
di ragionamenti. Allora, io premetto che sono un giurista, i miei colleghi politologi del mio dipartimento mi scuseranno, però a me sembra che tra democratici e repubblicani non ci sia mai stata questa grande differenza, e quindi io diciamo, sono d'accordo con lei quando lei dice sembra che sia venuta meno questa dialettica tra repubblicani e democratici, diversi ma uguali, ecco, diciamo. Sì. Adesso c'è un elettorato molto più frastagliato rispetto al passato, elettorato che sembra che il presidente statunitense non sia più in grado di soddisfare come nei giorni immediatamente precedenti o immediatamente successivi alla sua rielezione per il secondo mandato. Da un lato ci sono, diciamo, le lobby delle armi, le lobby ebraiche, ci sono i grandi, diciamo, imprenditori, Meta, Google, le grandi multinazionali. Dall'altro lato però ci sono per esempio i cattolici. Dove collochiamo i cattolici americani? Ricordiamo che Biden era cattolico, per esempio. Adesso c'è stato questo cortocircuito tra il presidente americano e il primo papa statunitense della storia, un papa peraltro che mi è sempre sembrato molto, come dire, poco appariscente, poco presente, non poco presente nel senso negativo, voglio dire, molto quantomeno attento, ecco, insomma, discreto, diplomatico, discreto. Ecco, sicuramente meno, come dire, meno forte dal punto di vista mediatico rispetto al suo predecessore, no? Che invece, mi perdoni questa espressione gergale, non le mandava a dire. Ecco, invece l'attuale pontefice, molto diplomatico, però nella sua diplomazia ha dichiarato pubblicamente di non avere paura del presidente dello Stato di cui ha la cittadinanza. Ecco, io mi chiedo come si collocheranno in questo contesto gli elettori americani. Poi ci sono anche quegli elettori del Partito Repubblicano, quelli MAGA oppure del vecchio Tea Party, che diciamo, non vogliono impicciarsi con gli affari esteri, non vogliono che i propri soldati vadano all'estero, e quindi, diciamo, io mi chiedo come vedrebbero un'eventuale decisione di Trump di andare per terra, insomma, di andare per terra, anche perché la situazione in Iran sta diventando critica da far presumere anche questa possibilità. Gli iraniani hanno chiuso lo stretto di Hormuz, questo non se lo aspettavano gli Stati Uniti, non se lo aspettava Trump. La chiusura dello stretto di Hormuz è diventata un'arma fenomenale nelle mani degli iraniani, uno stretto da cui prima le navi, le petroliere passavano tranquillamente, adesso invece bisogna pagare dazio, e secondo me, anche se la guerra dovesse finire, probabilmente questo dazio è un'eredità, insomma. E poi mi permette di fare un'ultima notazione: l'obiettivo, almeno diciamo apparente, non sappiamo se fosse l'obiettivo reale, era quello di evitare che gli iraniani, era duplice: da un lato si voleva evitare l'oppressione sulla popolazione civile, dall'altro lato evitare che gli iraniani si dotassero dell'arma atomica. Ora, l'oppressione sulla popolazione civile è diventata duplice: da un lato il regime degli Ayatollah, dall'altro lato i bombardamenti americani. E poi io mi chiedo, ma adesso gli iraniani che cosa faranno? Decideranno di non continuare più a studiare appunto il nucleare per dotarsi di un'arma? Forse a maggior ragione il sentimento diventerà tale. Un boomerang, no? È un boomerang. Come per esempio anche un altro elemento, diciamo destabilizzante nel paese, parlando poi anche appunto di diritto internazionale, eccetera, è anche Israele, perché lì... Certo, mi permetta di dire che la guerra in Iran è stata scatenata da Israele per volere di Netanyahu. Gli Stati Uniti, a me, io ripeto, esprimo sempre opinioni personali, non parlo a nome del mio Ateneo quando parliamo di questi temi, però la mia opinione è che gli Stati Uniti siano un po' in una situazione servile rispetto a Israele. C'è un'idea, no, questa, che qua bisogna prendere anche quello che si sente, tanti dicono molto probabilmente Israele ha qualche cosa su Trump, e alcuni sostengono che debbano essere parte degli Epstein Files. Sì, ma tant'è che c'è una mossa di politica interna americana che porta a pensare questo. La ministra della giustizia di Trump, Pam Bondi, è stata dimessa, uso volutamente il termine il verbo transitivamente, perché Trump l'ha costretta alle dimissioni. Evidentemente c'è qualcosa che non va,
negli Epstein Files. Poi non sappiamo quali sono i motivi reali, fatto sta che Netanyahu ha bisogno di fare le guerre per stare al potere, tant'è che oltre all'Iran c'è pure il Libano, dove peraltro diciamo, la situazione sta diventando anche peggiore rispetto a Gaza, se vogliamo, e ricordiamoci peraltro che il Libano, che la statualità della Palestina può essere messa in dubbio, ma non apriamo questa parentesi, limitiamoci a dire questo: il Libano è uno Stato sovrano. Sì, certo. Uno Stato sovrano che gli israeliani stanno mettendo a ferro e fuoco come l'Iran. Trump e gli Stati Uniti sembrano servili rispetto a Israele, sembrano obbedire appunto ai diktat che questo staterello, che è poco grande più o meno quanto la Puglia, dà appunto agli Stati Uniti. Ecco, in questo contesto dico pure che si colloca male l'Europa, perché l'Europa, diciamo, l'Unione Europea, che tanta voce ha avuto in passato nelle crisi internazionali, che ha svolto dei ruoli diciamo, di primo piano, penso alla Libia, se vogliamo andare ancora indietro nel tempo, all'epoca della ex Jugoslavia, poi del Kosovo, adesso invece è completamente messa da parte. Io apprezzo la non belligeranza degli europei, apprezzo diciamo, le prese di posizione di Starmer, di Macron, più di tutti di Sanchez, che è l'unico che ha saputo tenere testa finora, la Spagna è l'unica che ha saputo tenere testa finora agli Stati Uniti. L'Italia arriva tardi, è giusto notizia di oggi, la leggevo, peraltro leggevo qualche articolo di approfondimento quando sono arrivato qui, che aspettavo appunto di essere suo ospite, del fatto che la Premier Meloni ha deciso di porre termine, di non rinnovare l'accordo di cooperazione con Israele, che prevede anche la fornitura di armamenti a Israele. Noi siamo il terzo fornitore di armi a Israele. Però ci si arriva tardi, dopo che Israele ha fatto quello che ha fatto a Gaza. E questo è un problema, voglio dire, anche sì, la mancanza, l'assenza, più che l'assenza dell'Europa, credo che è pesantissima, anche perché è stato dimostrato che non esistono più conflitti regionali, in buona sostanza, perché se questi appunto chiudono lo stretto e noi dobbiamo pagare di più, quindi Ecco, se lei volesse prendere un aereo dall'aeroporto di Trieste per andare, non so io, a Catania, ecco, si troverebbe a pagare un prezzo esoso probabilmente. Perché questo? Per la chiusura dello stretto di Hormuz. Da chi è stata causata la chiusura dello stretto di Hormuz? Io non voglio mettere in dubbio l'oppressione del regime degli Ayatollah sugli iraniani, però diciamo, la situazione di oppressione degli iraniani non si risolve così, anzi ci sono delle conseguenze su scala mondiale. Come diceva lei, non si tratta più di conflitti regionali, ma di conflitti che hanno una ripercussione mondiale. Se mi permette un attimo di ritornare sul tema oggetto diciamo, del nostro incontro, vorrei dire che le università sono portavoci di pace, noi ci facciamo promotori di una cultura di pace, ma appunto sia in Iran che a Gaza delle università sono state bombardate, distrutte, rase al suolo a Gaza, bombardate a Teheran. Chiediamoci il perché diciamo, si sceglie di distruggere anche delle università. Chiediamoci questo. Allora, ricordatevi che ci sono ancora domani, giovedì e venerdì mattina per queste lezioni nell'ambito dell'iniziativa Settimana per la Pace. Penso che basti andare sul sito dell'università per trovare tutte quante le indicazioni, quindi anche gli orari e le sedi di queste lezioni. Noi e i link per seguirle da casa, o da lavoro o da treno anche. Certo, anche dal cellulare. Che è il modo migliore. Io ringrazio il professor Giuseppe Pascale, docente di diritto internazionale, buon lavoro. Grazie a voi. E noi ci vediamo domani, come sempre, alle 17:55. Arrivederci, buona serata.